Se un giorno, passeggiando lungo via Longara a Roma, decideste di visitare Villa Farnesina, entrereste dal giardino, oggi di siepi di bosso, nel tempo di Agostino Chigi, ricco di alberi da frutto, i cui rami proseguivano nella loggia a riquadrare gli affreschi di Raffaello. Baldassare Peruzzi e Giuliano da Sangallo realizzarono nel primo Cinquecento, nel rione trasteverino, un edificio esemplare di architettura rinascimentale, in uno spazio ristretto e con un lato aperto sul giardino. Raffaello ebbe da raffigurare il mito di Amore e Psiche nella versione di Lucio Apuleio nell'Asino d'Oro, uno dei testi più amati nel Rinascimento. Raccontiamolo con una precisazione preliminare. Lo stemma al centro della volta non è dei Chigi, bensì di un amico di Agostino, ossia il Papa Giulio II della Rovere. Nel pennacchio, in fondo, Venere si lamenta con Giove per i tributi eccessivi che per un'umana Psiche riceve in terra. Autorizzato ad intrigare, la dea indica la fanciulla da colpire. Esiguità dello spazio costringe l'artista ad allungare la di lei figura oltre misura ed il volto di profilo ne risulta schiacciato. Bello il putto, carnoso, vitale, un uomo in nuce. Lo svolazzo del drappo bianco è gonfiato d'un vento stravagante che spinge in basso il lenzuolo sulle anche. Uno scrupolo eccessivo. Michelangelo aveva già dipinto la Sistina, ove i drappi svolazzano con maggior vigore nel riquadro del diluvio universale. L'angiolotto si invola mentre tre fanciulle, di cui una in leggiadra nudità, conversano. Non hanno gli attributi delle tre grazie, generalmente nude e tra loro abbracciate. La prima a sinistra ci pare essere Venere, con i capelli sciolti. Starà complottando qualche tranello. La rivediamo di spalle con Giunone. La più prosperosa è Cerere, dalle guance rosee. Queste, alzando gli occhi al cielo, esprimono imparzialità. Se qualcuno deve decidere, sia Giove. Mercurio, il messaggero, si incarica di portar la supplica e dopo aver ottenuto confidenziale udienza si precipita sulla terra promettendo ricompensa a chi indicherà dove Psiche si trova. La povera è al bagno ed una amica le regge un'anfora. Non è olio né profumo, piuttosto acqua dello Stige, brutto presagio. E l'ultimo velo lo conferma. Soffermiamoci sulla precedente scena. La fisicità di Psiche, piena, rotonda, sensuale, è una primizia per un Raffaello alle prese col suo ultimo importante affresco. Non fosse per il volto stereotipato, il corpo ingelosirebbe Michelangelo. Gli dei sono in concilio. Amore sorprendentemente supplica Giove. S'è innamorato di Psiche. Le sue parole ammansiscono Venere, che davanti al sommo si
addobba con maggior pudore, ed è Mercurio che si incarica di offrire, dopo un giudizio unanime, alla bella il nettare che la renderà divina. Qualunque cosa possa offrire un dio greco, noi ci guarderemmo bene dall'accettare, però la storia non è nostra e subito si passa al banchetto. Questi dei eterni che fretta hanno quando si tratta di godersi dei piaceri? La storia, invece, andò diversamente. Le due sorelle invidiose insinuarono in Psiche il dubbio che amore pretendesse l'oscurità per nascondere la sua natura di mostro. Lei, sciaguratamente, accese una lampada d'olio per vederlo mentre dormiva. Ma una goccia cade, amore si sveglia e, sentendosi tradito, fugge in Olimpo. Venere, saputo il fatto, intercede su Giove e poi la fiaba prosegue fino al lieto convivio. Soffermiamoci su due quadri finali. Le figure dei fiumi seduti hanno la potenza degli ignudi della Sistina e Mercurio la dolcezza del David di Donatello. Nel banchetto, dai putti ai servitori, le grazie in piedi o sedute sono un inno alla maniera vigorosa di Michelangelo, scultore prestato alla pittura.